Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Vi saluto tutti, cari fratelli e sorelle, presenti a questo appuntamento caro, tradizionale e a cui siamo affettivamente legati in questo piccolo ma bel santuario che sormonta la città di Vittorio Veneto e la protegge, sapendo che qui viene venerata Maria, salute degli infermi, santuario della salute. Saluto Don Massimo, la prima volta come parroco, che sovrintende a questa tradizione, a questo appuntamento. Saluto Padre Battista, che non è la prima volta, ma puntualmente ancora, finché la salute glielo permette, è qui presente a condividere con tanti fedeli, tanti pellegrini, questo momento di preghiera a Maria. Saluto il coro che ci accompagnerà, lo ringrazio di cuore e saluto naturalmente tutti voi. Prepariamoci a vivere questo momento, è un momento di preghiera, non è un momento di coreografia o di manifestazione esteriore, è un momento di preghiera, quindi mettiamoci con fede davanti al Signore e sapendo che Maria ci invita a convertirci sempre, a rivolgersi sempre con fede rinnovata al Signore, chiediamo a Lui il perdono, la misericordia sulle nostre piccole o grandi miserie che sono i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.
Guarda, o Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria. Fa che per sua intercessione partecipi alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Rallegrati, esulta figlio di Sion, perché, ecco, io vengo a chiarire in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te. E tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha invitato a te. Il Signore citerà Giuda come eredità nella terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Il Signore esulta nel Signore, mio Salvatore. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelti? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia.
Beata la Beata la Vergine Maria, custodiva la parola di Dio, meditandola nel suo cuore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa festa che celebriamo, noi la chiamiamo Madonna della Salute, però liturgicamente nel calendario della Chiesa e anche le preghiere e le letture che facciamo è la festa della presentazione al Tempio di Maria. La festa della presentazione al Tempio di Maria è una festa devozionale, nata in Oriente, è nata in tempi molto antichi, nei primi secoli della Chiesa. Questa festa è nata, dicono gli storici, che è stata in qualche modo formalizzata questa festa nel 547 circa, quando a Gerusalemme dovevano ancora arrivare gli arabi, a quel tempo non esistevano ancora, 507 dopo, 47 d.C., quindi 1500 anni fa, hanno consacrato una chiesa a Maria, Santa Maria Nova, così chiamata, e l'hanno dedicata a questa festa, a questo episodio della vita di Maria, che non è trasmesso dai Vangeli. Voi sapete che i Vangeli parlano pochissimo di Maria, parole molto importanti, ma poco di Maria. E allora la devozione dei cristiani dei primi secoli aveva cercato di capire qualcosa di più, di dire qualcosa di più, e sono nati quei Vangeli che vengono chiamati anche Vangeli apocrifi, che quindi non riconosciuti dalla Chiesa, che raccontavano episodi edificanti sulla vita di Maria e anche di Gesù bambino. Tutti avranno ricordato, perché sono poi diventati oggetto anche di pitture. Ecco. E cosa racconta questo libro chiamato il Protovangelo di Giacomo? Era uno di questi testi chiamati i Vangeli apocrifi. Racconta che Gioacchino ed Anna, i genitori di Maria, che avevano avuto questa loro figlia come un dono sorprendente, erano già anziani e riconosciuti da tutti che non potevano avere figli, le preghiere che avevano fatto loro sono state esaudite, è arrivata questa bambina a cui hanno messo il nome Miriam Maria, e loro l'hanno riconosciuta come dono del Signore e l'hanno offerta al Signore.
piccolissima, Maria è stata portata al Tempio, offerta a Dio. E Maria quindi fin dai primi anni è vissuta nel Tempio, educata e cresciuta nella fedeltà, nella preghiera al Signore. Vero o non vero, però questa è stata il cuore di questa tradizione che, ripeto, è nata in Oriente e poi è stata anche portata in Occidente molto più tardi, ma accolta anche in Occidente. Probabilmente qualcuno di voi ricorderà, ci sono dei dipinti meravigliosi di grande pittore, sommo pittore Tiziano, e un altro meraviglioso quadro di Tintoretto che rappresentano proprio Maria che, con sorpresa anche degli astanti, bambina, invece di piangere, di fare i capricci, parte decisa per accogliere questa sua destinazione al Tempio. Qual è il senso di questa tradizione devota? Ecco, è questo, che Maria è stata tutta del Signore, fin da subito, secondo quel saluto che l'angelo poi più tardi rivolgerà: Ave o Maria, piena di grazia, da sempre riempita completamente dalla grazia del Signore, dallo Spirito Santo, fin da subito, fin dal momento della sua infanzia. E questa intuizione, diciamo, dell'Oriente cristiano, che poi è stata accolta anche in Occidente, ha molto a che fare con quell'altra festa che fra poco celebreremo, l'8 dicembre, Maria l'Immacolata, fin dal primo momento della sua esistenza, Maria concepita senza macchia originale. Ecco, quindi sia nell'Oriente che nell'Occidente è stata proprio sentita quasi questa verità e proclamata dogma, anche l'Immacolata Concezione, ancora nel 1854 da Pio IX. Maria, fin dal primo istante della sua esistenza nel grembo materno, è stata tutta di Dio, tutta di Dio. E la presentazione del Tempio fondamentalmente cammina sulla stessa linea. Maria, colei che ha sempre fatto la volontà del Signore, perché questo vuol dire essere tutta di Dio. E nel Vangelo vediamo che Gesù dice la vera beatitudine di Maria. Chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Quelli che fanno la volontà di Dio. Vuole sminuire o disprezzare la sua madre? No, vuol dire lei anzitutto fa parte della mia famiglia, è la prima, perché lei ha sempre compiuto la volontà di Dio, la volontà del Signore. Ricordate la benedizione di Elisabetta: è beata colei che ha creduto nel compimento delle parole del Signore e si è fatta sua serva. Eccomi, sono la serva del Signore. Maria dunque tutta di Dio. Ecco il senso di questa festa. Maria tutta di Dio, e sarà il senso anche della festa dell'8 dicembre. Maria tutta di Dio. Ma proprio per questo, Maria anche tutta degli uomini. Non è che perché Maria è tutta di Dio sia stata separata dagli uomini, sia dimenticata degli uomini, dell'umanità. No, proprio perché tutta di Dio, proprio perché capace di compiere sempre la volontà di Dio, è anche tutta degli uomini, perché questa è la volontà di Dio. La volontà di Dio è che tutti gli uomini giungano a conoscere e ad amare Dio, che è la vita e la salvezza di ogni persona umana. Maria quindi tutta protesa verso la volontà di Dio non può essere estranea a questo amore di Dio, a questo desiderio di salvezza che è nel cuore, che è l'amore stesso di Dio. Per questo noi la chiamiamo salus infirmorum, salute degli infermi, salute ma anche salvezza. Salus in latino, l'ho detto più volte qui proprio, vuol dire salvezza ma anche salute, vuol dire salute ma anche salvezza. Maria quindi salute e salvezza degli infermi fisici, certo,
certo, da sempre, e specialmente in alcuni luoghi, pensate Lourdes, pensate anche a altri santuari come questo, Maria viene venerata e pregata perché attraverso la sua intercessione quella persona, quel malato ritrovi la salute anche fisica. Quindi salute degli infermi nel senso di essere salute degli infermi nel fisico, ma salute anche nel senso spirituale, salute degli infermi spirituali, e cioè dei peccatori. E qui siamo tutti dentro. Qui, mentre se preghiamo Maria per qualche ammalato diciamo io sono sano, prego, no, quando invece preghiamo Maria come salute degli infermi spirituali ci siamo tutti dentro e preghiamo ciascuno per noi come facciamo quando diciamo l'Ave Maria, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, non diciamo prega per loro, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, consegnataci da Gesù sulla croce come madre, è dunque giustamente venerata come salus infirmorum, salute e salvezza degli infermi, e dentro ci sentiamo tutti. Ecco allora il motivo per cui questo luogo, ma anche tutti i luoghi dove ci sono degli altari o dei capitelli a Maria Salute degli Infermi sono venerati e riempiti. Ricordo un piccolo particolare un po' quasi buffo, ma ecco, io ero stato cappellano a San Martino di Lupari i primi 6 anni di sacerdozio e lì c'erano due capitelli belli, 2 bellissimi capitelli, uno a nord e uno a sud, ed erano molto venerati. Uno era venerato in modo particolare l'8 dicembre, l'altro era venerato il giorno della salute. E noi che eravamo cappellani, eravamo in 3 cappellani, uno seguiva l'altro, e quello che seguiva il capitello della Madonna della Salute vinceva sempre 3-0, perché il capitello della Madonna della Salute era pieno di fedeli. Anche l'altro ne aveva qualcuno, ma molto di meno. La salute non è difficile capirlo anche il perché, è sentita come qualcosa di così prezioso da mettere davvero nelle mani di Maria. Facciamolo anche noi questa sera con grande devozione, con grande fiducia, mettiamo nelle mani di Maria la nostra salute fisica, ma anche la nostra salute spirituale. Non dimentichiamoci che è quella più importante di tutto, perché il corpo può anche rompersi, ecco, e purtroppo prima o poi sarà proprio così per tutti, ma il nostro cuore, il nostro spirito, la nostra anima saranno per sempre vivi davanti al Signore, sempre che abbiano ricevuto proprio questo dono della salute e della salvezza spirituale. Fratelli e sorelle, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti, come Maria, custodiscono la sua parola e cercano la sua volontà. Ripetiamo insieme con fede: donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per i pastori della Chiesa, perché formati alla scuola di Maria, Regina degli Apostoli, siano fedeli messaggeri della tua parola e dispensatori instancabili della tua consolazione. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per i popoli lacerati dalla guerra e dalle calamità, perché ogni uomo creda che la pace inizia con la conversione del cuore, per passare dall'egoismo alla generosità e dalla violenza al rispetto del prossimo. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per tutti i cristiani, in particolare per le persone consacrate,
perché trovando in Maria la sorgente della pura gioia, vivano in maniera sempre più autentica la propria vocazione, dando al mondo testimonianza di fedeltà. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per gli ammalati, perché in Maria trovino aiuto e conforto nel portare la croce della sofferenza, senza venir meno nella speranza. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per noi qui riuniti, perché custodendo la parola che abbiamo ascoltato, diventiamo fedeli servi e testimoni del tuo regno. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. O Dio, fortifica in noi il desiderio del bene, sostienici nella speranza, rafforzaci nella carità, per intercessione di Maria, che ci precede nella peregrinazione della fede, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi la salvezza. Benedetto nei secoli. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore desidera questo sacrificio, trovarlo adesso per il bene nostro e tutta la società. Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nel ricordo di Maria, Vergine e Madre, e in segno di paterno gradimento donaci l'aiuto della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E come tu sei, In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore, Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi in questa memoria della Beata Vergine Maria, salute degli infermi. Partecipe in modo singolare del mistero del dolore, risplende come segno di salvezza e di speranza, e a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio. A tutti i sofferenti che guardano a lei offre il modello di perfetta adesione al tuo volere e di piena conformità al Cristo che nel suo immenso amore per noi ha portato le nostre debolezze e si è caricato dei nostri dolori. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Corrado, qui presenti tra noi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Uniamo ora le nostre voci insieme e cantiamo con fede la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E lo spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Pace. Grazie di Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sono salvato.
Preghiamo. O Dio, il sacramento del corpo e sangue del tuo unico Figlio, che abbiamo ricevuto con gioia, nel devoto ricordo della Beata Vergine della Salute, ci sostenga nel cammino della vita presente e ci guidi alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Vorremmo, all'occasione di questa festa Madonna della Salute, vorremmo offrire qualche cosa al nostro Vescovo, perché quest'anno compie 15 anni di lavoro ministero, quindi episcopale in questa nostra diocesi. Quindi io l'avevo fatto all'inizio del mese di gennaio, quello che era la proposta di poter offrire qualche cosa al nostro Vescovo, perché io sono molto legato un po' a questa figura, a questa immagine, anche a tutti gli altri sacerdoti, però dopo 15 anni, insomma, facciamo qualche cosa. Allora avevo commissionato un tantino l'oggetto a Bassano del Grappa, dove c'è queste fonderie e poi questi uffici di ceramica, eccetera. E ho pensato, a consulta con qualche altra persona, ho pensato di tirar fuori un piatto rosone così, ben ornato, e poi con una dedica che il nostro novello parroco, quello novello parroco qua della nostra zona, quindi leggerà, ecco, e lo facciamo a nome di tutta l'unità pastorale di Serravalle. Ecco. L'idea l'ha avuta Don Padre Battista, però ho detto, lo facciamo come unità pastorale, questo segno di gratitudine verso il nostro Vescovo. Allora leggo la dedica. Eccellenza Reverendissima Monsignor Corrado Pizziolo, ricordando il suo 15° anniversario dell'ordinazione episcopale, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Dio che ci ha dato lei come dono, pastore e guida nella diocesi di Vittorio Veneto, terra di San Tiziano patrono. Assicuriamo la nostra preghiera e devota fedeltà all'insegnamento della parola di Cristo, di cui lei è egregiamente testimone. Le auguriamo inoltre un proficuo risultato nella sua opera apostolica di annunciatore del Regno di Dio. I fedeli di Costa, e quindi aggiungiamo l'unità pastorale, offrono in gesto di riconoscenza con affetto. Grazie. Grazie. Padre Battista, non è insolito questi gesti di delicatezza e di lungo, in questi anni qua sono stati molti, quindi ha un animo molto gentile, molto generoso, lo ringrazio. Tra l'altro è della mia diocesi, originario di San Zenone degli Ezzelini, quindi siamo anche legati da un legame spirituale. Ecco, e concludiamo questa celebrazione chiedendo la benedizione del Signore. Noi siamo in debito con la Beata Vergine della Salute, abbiamo fatto un voto, vi ricordate, 3 anni fa, era il 20 marzo, il primo anno, la seconda ondata di Covid, eravamo molto preoccupati e abbiamo fatto un voto di venire in processione qui quando, se Dio vuole, finirà questo benedetto Covid. Purtroppo non è ancora finito, ma comunque io spero che in quest'anno, anche perché poi prima o poi dovrò lasciare il mio posto ad altri, ma spero di fare io questo voto, perché l'ho fatto un po', lo faremo, magari sceglieremo una data lungo quest'anno di fare un momento di processione e di scioglimento di questo impegno che abbiamo preso con Maria, dicendo: aiutaci, proteggici da questa pandemia che, pur avendo colpito certamente e pesantemente, bastasse anche uno solo, ne ha colpito di più, però non è stato così tragico come poteva sembrare al primo momento. Ecco, allora ci riproponiamo anche di concludere e di dare compimento
a questo impegno spirituale che ci eravamo presi. È stato uno dei padri francescani, Fra Daniele, che mi ha particolarmente insistito su questo. Adesso lui è andato in un altro convento, anche abbastanza lontano da qui, ma era molto amato, molto, molto bravo proprio, e quindi io l'ho ascoltato il suo consiglio. Mi pare giusto anche mantenere la promessa. Concludiamo chiedendo la benedizione del Signore attraverso l'intercessione di Maria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna della Salute, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie.